Maria Grazia Sughi, presidente Sardegna Teatro, parliamo di questa serata di oggi. Ma senti, questa è l'inaugurazione del Teatro Massimo dopo il riconoscimento del MIBAC di teatro di rilevante interesse culturale, cioè siamo diventati TRIC, siamo il più piccolo TRIC d'Italia, però è una definizione importantissima, siamo fra i 16 teatri più importanti d'Italia e stasera c'è l'apertura con un gruppo incredibile musicale. Devo dire uno spettacolo per tutti, no? Veramente che chiunque può venire a vedere questo spettacolo. Abbiamo fatto una campagna e uno sbigliettamento che, voglio dire, alla persona più semplice, anche più economicamente più disagiata, può partecipare a questo nostro spettacolo. Perché il teatro deve arrivare un po' dappertutto, non credi? Cioè, Io sì. tutti. E quindi devono venire chiunque, no? Le persone che incroci agli angoli della strada, che ti chiedono aiuto, questi ragazzi tristissimi ai supermercati, voglio dire, i giovani. Però parliamo sempre dei giovani, ma parliamo anche delle persone meno più disagiate, come dice gli ultimi Papa Francesco, lo citiamo tutti ormai questo Papa, però ha ragione. E quindi il teatro deve essere un teatro per tutti e questa è la nostra reinvenzione del teatro, che è un teatro innovativo, molto intelligente, però un teatro fatto per tutti i pubblici. La cosa straordinaria di questa serata è che non esiste un teatro di rilevante interesse culturale, cioè di un TRIC in Italia, che come inaugurazione regali più di 300 biglietti agli emigrati. Questa è una cosa. D'altra parte in questa nostra programmazione secondo me si distingue non solo per la capacità che pensiamo di avere, ma per la nostra grandissima umanità. Benissimo, buon teatro a tutti allora. Grazie mille, venite a teatro, mi raccomando, aiutateci. Abbiamo bisogno di voi. Grazie mille. Grazie.